Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio giovanile, siamo in diretta dallo stadio San Salvatore di Partinico per raccontarvi la sfida valida per la 17ª giornata del campionato juniores regionale girone B palermitano, sfida tra Partinico Audace e Athletic Club Palermo, tra due squadre che hanno una classifica obiettivamente diversa, oltre dal punto di vista numerico, anche da quello delle ambizioni, visto che l'Athletic è ancora in corsa per giocarsi il campionato, mentre il Partinico Audace, che si trova in fondo alla classifica, ultimo, quindi ottavo della graduatoria, ma che viene da un buon punto contro l'ATF Club Palermo. Prova a caricarsi adesso la squadra allenata da Alessandro Scrozzo e Giuseppe Mazzola, tandem tecnico nero-verde, mentre l'Athletic Club Palermo, allenato da mister Clemente, che si schiera con Di Martino in porta, Billeci, La Rosa, Arcoleo, Lanza, Fiore, Alessi, Viola, Busardo, Clemente ed Amico. Questo è lo schieramento nero-rosa. Andiamo a vedere invece quello del Partinico Audace, che si schiera con Borgia tra i pali, Lo Giudice, Noto, Lobaido, Logaio, Scardina, Marino, Garufi, Longo e Corso. Aprirà le danze di questa sfida proprio la compagine di casa, che presenta qualche elemento in campo già nel giro della prima squadra. Fischietto in bocca per il direttore di gara tra pochissimo. È iniziata ufficialmente la sfida tra Partinico Audace e Athletic Club Palermo, subito con il Partinico in possesso di palla. Cristian Longo tenta un dribbling, lui subentrato nel match della prima squadra contro il Bagheria nell'ultimo turno, per lui una manciata di minuti, d'altronde per tutta la stagione è stato questo il suo minutaggio, è comunque un giocatore di categoria per la juniores, per la prima squadra ci sarà tempo. Colpo di testa intanto di Scardina, altro giocatore che la prima squadra invece l'ha assaggiata con maggiore costanza, avendo fatto diverse partite titolare, avendo segnato 3 gol. Sicuramente è un elemento fondamentale per mister Riccardo Benante, allenatore della prima squadra del Partinico Audace. Nel frattempo vediamo che sarà l'Athletic a battere questa rimessa laterale. Secondo posto in classifica per i nerorosa, 41 gol fatti, 20 subiti e 12 risultati utili consecutivi per i ragazzi, prima allenati da Cipolla, promosso in prima squadra da allenatore, e adesso da Clemente, che in realtà è il direttore sportivo della società. Si riparte da Borgia, che mette giù, prova a costruire dal basso il Partinico Audace con Capitan Logaio. Si va a cercare dall'altra parte, lungo linea, il compagno. Prova a controllare, a mettere giù Corso. Occhio a questo regalo, la ripartenza dell'Athletic Club Palermo, che si fa molto insistente, ma si salva il Partinico Audace con Noto. 2 in Noto in campo, con lo stesso cognome, tanto c'è fallo da parte di Garufi, quindi calcio di punizione in favore dell'Athletic Club Palermo, che però a battere subito era ancora a terra Arcoleo, quindi il direttore di gara ha chiesto di ripetere e quindi si ribatte. L'Athletic abbastanza decimato rispetto all'inizio di campionato, nel quale la formazione nero-rossa presentava una ventina di elementi. Oggi panchina corta per mister Clemente. Intanto siamo tornati dall'altra parte con Di Martino, che dice ai suoi di salire, quindi si andrà al rinvio lungo che viene effettuato adesso. Occhio a questa palla che rimbalza, i difensori del Partinico Audace devono un po' faticare, alla fine ci ha messo il piede Capitan Logaio, difensore centrale del Partinico Audace, che va subito a marcare a uomo l'attaccante avversario. Imposta nei neroverdi con il lancio lungo, ma i rifornimenti per gli attaccanti al momento sono scarsi, quindi deve andare a saltare di testa Gaetano Noto. Resta anche a terra, poi c'è
questo cambio di fronte, siamo già dall'altra parte con D'Amico, lotta e non riesce a guadagnare il pallone, fallo laterale, rimessa a favore del Partinico, subito battuta con Corso che poi prova a prolungare, prova a salire la formazione nero-verde, cerca invece di mantenere il pallino del gioco l'Athletic Club Palermo. Alza questo pallone Di Martino, il Partinico la riconquista, Corso ha provato ad andare in verticale da Garufi, ma niente da fare. Sembra un vero e proprio 4-2-3-1 quello del Partinico Audace, con Scardina dietro Garufi, esterni invece Locascio e Cristiano Longo. Tanto occhio a questa iniziativa dei neroverdi con Corso, poi Scardina tra le linee, si battaglia tanto a ridosso dell'area di rigore l'Athletic, che adesso prova a ripartire anticipato, però Busardo, buon intercetto da parte di Logaio. Ancora con l'atteggiamento propositivo il Partinico Audace cerca sempre di andare a riconquistare la sfera alta. Occhio a questa palla che rimbalza tra le parti di Cristian Longo, è una buona opportunità, fallita da pochi passi da Cristian Longo, possiamo dire la prima della partita al minuto 4, quasi 5. Ha rischiato tantissimo l'Athletic Palermo, mentre mister Scrozzo chiama la pressione alta dei suoi ragazzi, ma l'Athletic non rinuncia alla sua gestione della sfera. Occhio a questo lancio sbagliato, la riconquista del Partinico Audace, Garufi si deve girare per calciare, il tocco all'indietro e il tiro che si spegne sul fondo da parte di Elia Marino. Sta facendo molto bene per il momento il Partinico Audace, mentre l'Athletic ha cercato il palleggio dal basso, non ci è riuscito, il rinvio sbagliato di Di Martino poi ha creato questa opportunità al Partinico Audace, la seconda possiamo dire in pochi minuti, ma la più ghiotta è stata quella fallita da Cristian Longo. Occhio a questo attacco dell'Athletic con Busardo, che forse ha preso un colpo al volto, infatti si tocca la faccia il numero 9 nero rosa, chiamando l'attenzione del direttore di gara, ma non credo ci sia fallo, o comunque non credo che ci sarà un calcio di punizione. Infatti il pallone se lo prende il direttore di gara, che fa ripartire il gioco. Alessi, la pressione di Cristian Longo permette al Partinico Audace di riconquistare la sfera. Corso apre il gioco sulla destra, avanzano le maglie nero-verdi nella metà campo rivale, sale la squadra di Toto Scrozzo, ma è buona la chiusura da parte di La Rosa, che mette il pallone in out, rimessa laterale Partinico Audace. Corso controlla, avanza, può pensare anche al tiro con il mancino da lì alla fine, e questa è la sua idea, ma il tiro arrivato tra le braccia di Di Martino è stato smorzato e non poteva pungere, vista la forza con il quale è stato calciato. Mentre il rinvio è buono, rischiano di scontrarsi due difensori del Partinico Audace, mentre questo tiro si spegne ampiamente sul fondo. Si riparte da Ludovico Borgia. Scardina, molto basso a ricevere questi palloni, nel cercare Garufi in verticale, non è riuscito nel suo intento. Ancora Partinico Audace che pressa e cerca di alzare il suo baricentro in fase di non possesso. Colpo di testa di Paolo Noto.
azione prolungata sull'Athletic Club Palermo. Occhio a questi serie di rimbalzi per Busardo, calcio di punizione, fallo in attacco, si riparte con il Partinico Audace in possesso della sfera, minuto 8 sul cronometro, c'è un buon ritmo al San Salvatore, ma ancora poco dal punto di vista della produzione offensiva, se non quella palla per Celestino. Cristian Longo. Va il rinvio, Borgia ribatte la difesa dell'Athletic. Sulla seconda la meglio Corso, si lotta in mezzo al campo, vuole la palla viola, alla fine guadagna calcio di punizione il numero 8 nero-rosa. Punizione battuta immediatamente, c'era la soluzione sul breve che si chiamava Clemente, invece è stato cercato in maniera un pochino più ambiziosa Alessi, ha fermato tutto il direttore di gara, ha visto un fallo. Palla giocata da Notò, Scardina, ancora Notò, però ad aprire da Cristian Longo, ribatte la difesa dell'Athletic, il colpo di testa di Logaio. Poi Scardina, Alessi lo pressa, manovra fluida del Partinico Audace. Cristian Longo prova ad aiutarlo, Notò, i due lottano con Billecci e Alessi, alla fine la punizione del Partinico Audace, difesa ordinata quella dell'Athletic Club Palermo. Adesso solo Scardina sul punto di battuta. Prova a giocarla sul corto, è quasi uno schema quello provato dal Partinico Audace con Garufi, che fa una buonissima protezione della sfera. Provato ad aprire il gioco, Corso tiene alta la difesa Notò, ancora Partinico, lotta l'Athletic, sembra avere la meglio Coleo per favorire l'uscita a palla, il lancio di Viola, poi Alessi in verticale, chiude Notò, occhio, questa entrata in ritardo del 7 nero-rosa, infatti giallo meritato per Alessi, che ha sbagliato il tempo del suo intervento, e quindi calcio di punizione per il Partinico Audace. Sicuramente non un intervento cattivo, ma semplicemente in ritardo. Tutto pronto per questo calcio di punizione battuto da Scardina, che va direttamente a cercare Longo senza riuscirci. Poi ha prolungato questo pallone. Noto, è uscito Borgia, Scardina, troppo basso il suo posizionamento per inventare qualcosa. Infatti l'Athletic non gli concede grandissimo spazio, quest'ultima ha preferito allontanare il pallone. Si riparte da Gaetano Notò, il colpo di testa da parte di Garufi, poi Cristian Longo non riesce a far ripartire i suoi, ma comunque guadagna una buona rimessa laterale che va a battere Notò. C'è ancora una volta Garufi solo, controlla il 9, deve proteggere, può provare a saltare, è andato a terra, ancora Notò, e ancora un calcio di punizione per il Partinico Audace, serie infinita di punizioni in quelle mattonelle per i neroverdi, Athletic che si difende senza rischiare più di tanto. Notò, non bellissimo il cross, forse la sua intenzione era quella di andare direttamente in mezzo, comunque non perfetto il controllo con il numero 3 che poi è andato direttamente al lancio. La pressione efficace del Partinico Audace che continua a mantenere un baricentro abbastanza alto e con una certa efficacia si fa pericoloso, mentre l'Athletic prova ad uscire questo lancio verso Busardo, anticipato però da una attenta difesa del Partinico. Adesso prova ad andare
Locascio, la palla ribattuta dall'area di rigore dell'Athletic Club Palermo. Continua invece la manovra offensiva della squadra di Scrozzo. Occhio a questo cross che passa, doppio rischio abbastanza evitabile da parte di Lanza, che prima quasi la prende con le mani e poi la mette in out. Aveva tempo e spazio per fare meglio sicuramente. Altro cross intanto, la palla arriva a Cristian Longo che si appoggia al compagno più vicino. Occhio a quest'altra conclusione che si spegne tra le braccia di Di Martino. Ci ha provato Corso, il secondo suo tentativo, ma è arrivato veramente poco tra le parti del numero 1 nero-rosa, ma comunque Partinico Audace che per il momento non sembra essere da meno rispetto all'Athletic, nonostante, come detto, due classifiche abbastanza diverse. Logaio, Corso, la pressione da parte di Ercoleo, forse fallo, sì, fischiato dal direttore di gara da parte del 4 nero-rosa. Gioca subito il Partinico Audace. Marino, tocca all'indietro di Scardina, poi Noto, c'è Longo, la pressione di Alessi, non deve rischiare il tre nero-verde, alla fine riesce a servire Cristian Longo, il tocco dell'ex Trapani, poi Scardina, anche lui reduce da un percorso nel settore giovanile, Granata, fallo fischiato ancora una volta ad Arcoleo. Mentre il direttore di gara cerca di placare le proteste del capitano nero-rosa Clemente. Proprio il 10 lancia per Alessi, Noto, Marino, Scardina, prova ad andare, rimessa laterale per il Partinico Audace. Noto prova a risalire il campo, la formazione palermitana con questa verticalizzazione, peggio il controllo però di Busardo, quindi occhio a questo tentativo di ripartenza del Partinico Audace con Cristian Longo che in qualche modo riesce a scambiare con Scardina, avanza il 7, zona tiro per lui, calcia ma sul fondo, continua a premere il Partinico Audace anche in transizione positiva, come in questo caso l'Atletica ha cercato direttamente la verticalità con Busardo che però spalla alla porta, non è riuscito a lavorare quel pallone. Quasi ci mette lo zampino Longo in questo caso. Alessi, l'apertura, a cambiare il fronte, a cercare più inventiva la formazione nero-rosa. Buono il pallone di Clemente, sale l'Atletica, arriva fino a dentro l'area di rigore e poi Borgia in due tempi fa su il pallone a chiudere il cross di La Rosa. Occhio però, ci sono degli spazi da prendere, occhio soprattutto a Scardina, tra il più pericoloso di giornata, insieme a Cristian Longo per il Partinico Audace, però viene chiusa l'iniziativa del 10 da un buonissimo intervento di Villec. Si riparte la bandierina, calcio d'angolo, il primo della partita per il Partinico Audace, il primo in assoluto, visto che l'Athletic non ne ha ancora conquistati. Parte il corner, esce molto bene Di Martino, poi Corso, anziché Ruffi, spazza la difesa dell'Athletic Palermo, deve uscire addirittura dalla sua area Borgia per rinviare, va a saltare Garufi, salta male Corso, alla fine il pallone dell'Athletic che torna ad attaccare con la Rosa, il tocco per D'Amico, sempre il 13, occhio a questo cross, colpo di testa di Alessi, la palla rimane lì, Noto non allontana, Logaio che ha sbattuto la testa forse, urla abbastanza tangibili
di Logaio. Caduto sbattendo la testa. A quanto pare però non c'è stato nessun fallo nel duello tra i due. Speriamo che questo episodio non innervosisca un match abbastanza fluido sotto tutti i punti di vista. Parte una serie di calci di punizione fischiati in favore della compagine nero-verde a ridosso del centrocampo. Ci ha avuto un buon proseguo, sono passati quasi 20 minuti. Solo Gaio si tocca un po' la testa, ma dovrebbe essere tutto ok per lui, che se dalla caduta e da come urlava ci ha fatto un po' preoccupare. Il gioco riprende con Marino che restituisce la sfera all'Athletic Club Palermo. Palla tra le braccia di Di Martino, fa subito ripartire l'azione per l'Athletic Club Palermo. La pressione alta del Partinico Audace. Di Martino apre male, però deve fare gli straordinari Billecci, ma non poteva fare altro che metterla fuori. Quindi rimessa laterale in favore del Partinico Audace. Battuta subito Scardina, Noto, palla in mezzo, fallo da parte di Lokas. Il gioco già ripreso con l'Athletic Palermo che deve liberarsi di questo pallone. Continua a fare un grandissimo pressing questo Partinico Audace. Questo sicuramente non dà respiro alle trame nero-rosa. Adesso Clemente, bel il tocco, siamo direttamente in verticale da Busardo, ma il tutto si spegne in fallo laterale, quindi rimessa Athletic. Rimessa battuta, il tacco di Clemente. Ecco questa palla, forse con un braccio, il Partinico Audace corso. Occhio a questa conclusione, respinta da Borgia, la ribattuta. È il mancino che si spegne sul fondo di Billecci. È sicuramente l'occasione più ghiotta della partita dell'Athletic Club Palermo. Anzi, forse era Alessi, non Billecci. Il direttore di gara lascia giocare. La riconquista di Alessi. Ancora il 7 che accelera. Prova il dribbling, deve passare però in mezzo a tre maglie nero-verdi e non è facile. Il cross di Billecci dall'altra parte, deve uscire Borgia. Ha rischiato tanto poco fa il numero 1 ex San Vito, ribadendo in area di rigore il pallone con i pugni troppo centrale la sua respinta. Infatti poi da lì è nata l'altra opportunità della formazione ospite, poi fallita dal mancino di Alessi, mentre il Partinico Audace risale il campo con questo cross di Lokas, ma niente da fare anche qui. Si rimane sullo 0-0. Alessi sfugge a Noto, calcio di punizione e giallo per il numero 3 nero-verde. Direttore di gara che per il momento sta gestendo al meglio cartellini e scelte nel segnalare le varie situazioni, falloso o meno. In questo caso il giallo ci sta tutto, perché Alessi l'aveva completamente saltato a Noto e lì, da lì poteva nascere sicuramente un'azione interessante.
Pulizia di battuta. Clemente prova uno schema. L'Athletic, ma si salva a Noto col colpo di testa per il suo portiere. Sta scappando alle sue spalle ancora una volta. Ales. Borgia a cercare Scardina, è riuscito a trovarlo. Lui prolunga per Longo. Era difficile per lui agganciare, in qualche modo ci è riuscito. Ancora Cristian Longo. Lascia sul posto l'avversario, ancora Longo. Il tocco per Corso, il numero 11 però non è riuscito a tenerlo. Questo pallone. Arrivano le indicazioni di Salvatore Scrozzo per il suo reparto offensivo, in questo caso per Garufi. Voleva un attacco alla di rigore più forte, sicuramente il tecnico nero-verde. Adesso il palleggio dell'Athletic, il lancio verso Alessi, ma la sua posizione era irregolare. Quindi Noto che si sta rubando qualche metro. Lancio con il mancino. Cercare Garufi, c'è la difesa dell'Athletic. Poi Corso ha fatto una bella cosa, però insiste l'Athletic. Sempre con Alessi, che deve passare in mezzo a tante maglie nero-verdi. È un po' isolato nel suo calcio, nel suo dribbling, il numero 7 nero-rosa, mentre la ripartenza buona, il Partinico audace con scambi veloci tra Garufi e Locascio. Poi va a terra il numero 9. Anche per lui qualche urla dopo essere andato giù. Richiesto l'intervento della panchina del Partinico audace, però a quanto pare è tutto ok. E quindi punizione dal limite per il Partinico, con Scardina che andrà a battere. Tre uomini in barriera per Di Martino. Fischia il direttore di gara. Va col destro Scardina. Occhio a questa traiettoria che si spegne direttamente sulla traversa. E adesso le occasioni importanti del match del Partinico audace sono due. La prima con Longo, la seconda con questa traversa di Scardina. Adesso pressa il Partinico, rinvia a lungo la difesa dell'Athletic. Poi Noto si appende su Alessi, riesce comunque ad andare il numero 7 nero-rosa. Ancora Alessi. Tocco illuminante per l'inserimento di Ercoleo, che poi si era lasciato cadere, forse voleva calcio di rigore, ma il direttore di gara lascia correre. Corso prolunga. Poi Scardina, il lancio a cercare Longo. Parte il numero 10 nero-verde. La tiene in campo, anzi no, fischia il direttore di gara. Non è d'accordo Longo con la scelta del direttore di gara. A suo avviso era riuscito a tenerla in campo, ma la decisione spetta al fischietto di Erno. La pressione del Partinico audace. Il fallo però di Noto, che deve ricordarsi di essere ammonito. Non è scoccata neanche la mezz'ora. Sono tanti falli da parte del numero 3 della Juniores del Partinico, mentre l'Athletic prova ad insistere, si lotta in mezzo al campo, allontana come può Scardina, non la mette giù bene Locascio. Altro rinvio. Rimessa laterale Athletic. Anzi Partinico.
Buona palla per Locascio, che prova a rientrare dentro il campo. Aggancio di Christian Longo. Prendere sul destro, vince per il duello Billeci. Si riparte la bandierina. Calcio d'angolo per il Partini Caudace. Corner battuto ancora una volta preciso e puntuale nelle uscite di Martino, che adesso aspetta che i suoi si ricompattino. Lancio, colpo di testa di Noto, va a lottare il 9 nero rosa, alla meglio Scardina. Il lancio ancora una volta per Cristiano Longo, che mette giù altro duello con Billeci, che stavolta si era posizionato al posto del suo compagno Lanza, uscito quest'ultimo a chiudere. Però rimessa Partini Caudace, la chiusura in qualche modo sempre di Lanza. Noto sempre invalicabile in questo momento il 5 dell'Athletic Club Palermo. Anche questa palla che è passata in qualche modo, ma Locascio non ne ha approfittato, deve allontanare la sfera la squadra di Clemente, mentre Scardina prova a calciare col destro, la aspetta e la blocca lì Di Martino. Per il momento i due portieri si sono dimostrati efficaci nel chiudere le iniziative delle due squadre. Sicuramente qualcosina in più l'ha prodotto il Partini Caudace rispetto a un Athletic che ha fallito quell'occasione con Alessi e nulla più. Proprio Alessi adesso prova ad accendersi, è difficile contenerlo per tutti i difensori del Partinico. Occhio a questa palla ribattuta male, Corso si rifugia sul fondo, non la tiene in campo, Noto dice calcio d'angolo il direttore di gara e quindi si parte dalla bandierina. Batte subito l'Athletic, Clemente va col destro, palla sul secondo palo, non riesce a coordinarsi per calciare Viola e allora ci prova D'Amico, ma tiro che si spegne sul fondo, finito direttamente nel parcheggio adiacente al campo il pallone. Si riparte nuovamente da Borgia, che inizialmente era arrivato per recitare il ruolo di vice Catanzaro in prima squadra, poi la società ha deciso di prelevare dal Casteldaccio Antonio Cascione e quindi per lui è arrivata una sorta di retrocessione, tra virgolette, nel gruppo Juniores, gruppo che anche in passato l'ha visto protagonista, sempre con questa maglia. Occhio alla risalita del campo del Partini Caudace con Scardina che è andata a servire Cristiano Longo. È passato il 10, contatto falloso e forse arriva un giallo. Non estrae alcuna sanzione dal taschino il direttore di gara, preferisce fermarsi così al richiamo, credo proprio per Billeci, che è andato a fare una chiusura fallosa ai danni di Longo, bravissimo nel dribbling. Quindi altra punizione da posizione interessante per il Partini Caudace. Ok, al destro, respinto da Di Martino, ci ha provato in questo caso Garufi.
Calcio d'angolo adesso, batte Corso. Palla sul primo palo, non ci è arrivato Marino, ancora Corso, zona cross per lui, prova a fare tutto da solo, a mettersi in proprio. Alla fine questo pallone alla ricerca di Noto si è trasformato in un regalo per Di Martino, che adesso fa ripartire i suoi. La palla illuminante di Alessi a cercare il compagno, mentre Borgia esce in maniera puntuale a rinviare. Adesso attacca l'Athletic. Ecco Leo. Mentre Logaio aspetta l'uscita del suo portiere, che fa ripartire l'azione con Scardina, che va in verticale. Cristian Longo prova ad accentrarsi. Ancora Longo voleva un altro fallo, ma stavolta il direttore di gara non lo accontenta, quindi riparte l'azione dell'Athletic Club Palermo con Alessi, che continua a fare quello che vuole su questa fascia. Vediamo se riesce a tenerla in campo. E poi mani in faccia. E quindi calcio di punizione. Ha commesso fallo Logaio. Giocatore veramente imprendibile, Alessi. Parte Alessi col mancino, la palla arriva al secondo palo, ma si spegne sul fondo. Tentativo di testa da parte di Fiore. Lui e Lanza compongono il tandem di centrali. Borgia chiama i suoi alla salita. Non vuole il gioco corto. Preferisce il lancio per Scardina, che in questa posizione la prende sempre. Forse ancora i giocatori dell'Athletic non hanno letto questo sincronismo del Partinico Audace. Corso apre e poi riconquista. Ancora Corso. Cambio di fronte per Scardina, ma questo pallone l'ha beffato. Gioca l'Athletic. Lancio. Non riesce a tenerla vicino a sé Busardo. Lotta la Rosa. Chiude. La rimessa per sempre l'Athletic. L'ha toccata Locascio per ultimo. Poi Logai allontana. La ripartenza del Partinico Audace. Forse fallo del 14 nero-verde. E quindi punizione per l'Athletic Club Palermo al minuto 37. Adesso sta perdendo un po' di spunti dal punto di vista delle occasioni. Ma si gioca, si lotta. Alessi prova ad accendersi al limite d'aria, ma Partinico Audace si difende con ordine. Mentre c'è quest'altro lancio, sempre per il numero 7 nero-rosa. Lancio di Marino, che fa risalire il campo, con Garuffi che pressa Lanza, si rifugia dal suo portiere. Quest'ultimo spazza e mette il pallone in out. Si riparte da rimessa per il Partinico Audace.
mentre mister Scrozzo ha mandato a scaldare primo giocatore della panchina, sicuramente con un occhio verso la ripresa. Vediamo questa azione del Partinico, corso per via orizzontale da Scardina, può a sua volta aprire, voleva prendersi un fallo qui l'ex giocatore del Trapani, lui rimane a terra, adesso però questo non dà un beneficio ai suoi compagni perché il pallone era buono verso Cristian Longo. Gioco interrotto, richiesto l'intervento della panchina per Scardina, ma sembra ok, si è già rialzato. Solo adesso riprende il gioco con Scardina. Marino, lui che ha debuttato già in prima squadra qualche minuto nel 3-0 contro la Parmonval. Mister Abenante gli ha dato questa opportunità, mentre prima vediamo questa situazione offensiva dei neroverdi con Cristian Longo che è andato a riproporre in mezzo un pallone che era uscito. Buona iniziativa di panata in verticale. Mentre qui la costruzione dell'Athletic non funziona, non è riuscito a controllare la Billecci. Colpo di testa di Scardina, poi il pallone riproposto in mezzo, barra al limite con il Partinico Dacia che pressa, Corso va a lottare a riconquistare questa sfera, però la Rosa ha la meglio e riparte quindi l'Athletic. Noto in qualche modo, poi Clemente apre per vie orizzontali, il cross di Billecci che si spegne sul fondo, gliel'aveva data buona la palla al Coleo. Pronto Borgia a rinviare. Stacco di testa da parte di Arcoleo, è un regalo però per Logaio. Torna indietro da Borgia, che quasi si mette a palleggiare. E poi prova ad uscire dal basso il Partinico Audace con un certo tipo di palleggio. Mette giù col petto Garufi, forse c'era fallo su corso l'azione Athletic, prosegue. Buona palla per Alessi che passa a vuoto noto. E allora Alessi davanti a Borgia, il miracolo del numero 1 nero verdi. Ma che opportunità! Finita sui piedi di Alessi, possiamo dire 2-2 dal punto di vista delle ghiotte occasioni di questo primo tempo, ma il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Già la seconda sbagliata da Alessi, addirittura nel primo caso non era riuscito neanche a inquadrare lo specchio della porta, ma sta facendo letteralmente impazzire la difesa del Partinico Audace. Il giocatore ha più di talento che ha questo Athletic nel reparto offensivo. Va col suo mancino e Borgia. Mentre resta a terra Noto.
altro movimento nella panchina del Partinico adesso. Per il momento si posiziona Marino nel ruolo difensore centrale. Tanto questa palla passa, Corso, va da Longo, zona cross, la tiene lì vicino al suo piede, troppe maglie attorno a lui. E allora Scardina, aggancia, prova col destro, blocca, Di Martino. Un giro d'orologio alla fine, poi il direttore di gara dovrà far sapere il recupero pensato per questo finale. Tanto riesce ad andare Alessi ancora, zona tiro, lo anticipa e chiude rifugiandosi in angolo Logaio. Ancora dalla bandierina, stavolta Alessi lascia a Clemente, capitano di questa Juniores, l'opportunità di andare al cross. Palla sul secondo palo che passa del tutto, quindi si spegne in fallo laterale, rimessa Partinico Audace. 2 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, quindi finiremo questo primo tempo al 47esimo, mentre Borgia deve uscire. C'era Alessi da quelle parti. Rinvia a lungo, il numero 1 nero-verde sul rimbalzo, prova ad attaccare Garufi con serenità. Fiore tornato da Di Martino, che va al rinvio. Alessi, con un po' di difficoltà, ma comunque riuscendoci Clemente. Poi Bilesci non è riuscito a concretizzare questa trama nero-rosa con l'ultimo passaggio che forse è mancato. Riparte invece il Partinico Audace con Corso che va a cercare Cristiano Longo, viene dentro al campo il 10, va dall'altra parte, fischia fuori gioco, va segnato. La squadra di Scrozzo molto dubbia questa segnalazione del direttore di gara, ma ci mettiamo anche nei suoi panni. Se è già difficile per un arbitro che ha il sostegno della terna, figuriamoci che in queste categorie, fino alla prima categoria, non c'è il sostegno dei guardalinee, che sono assistenti, possiamo dire solo sulla carta, che sono praticamente 2 componenti delle panchine delle 2 squadre. Si battaglia a centrocampo, Corso, poi questo pallone giocato quasi al limite, non ci è arrivato Garufi, poi ribatte Marino, Corso, anche a lui a combattere. Scardina spizza questo pallone di testa, ma la meglio Billecci che poi lancia a cercare Alessi, calcio di punizione. Doppio giallo e quindi cartellino rosso per Gaetano Notò. Rimane in 10 il Partinico Audace. Cambia la partita questo fine di primo tempo. Mancava qualche secondo. Due gialli in questo primo tempo per Notò. Protesta mister Scrozzo. Cross in mezzo, occhio perché la palla è passata e si deve fare un miracolo importante Borgia, ma non ci sarà calcio d'angolo perché già siamo arrivati al minuto 48, quindi il primo tempo che si conclude su questa parata di Borgia è la terza di 8 opportunità della partita dell'Athletic Club Palermo. Un primo tempo godibile, ma il Partinico Audace nella ripresa se la vedrà veramente brutta, essendo in inferiorità numerica.
quindi lo sforzo dovrà essere maggiore. Restate con noi torniamo tra poco. Geraci contro Folgore Castelvetrano, 24esima giornata del girone A del campionato di eccellenza siciliana. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da parte di Nicolo Cillufa e benvenuti allo stadio Santissima Trinità di Geraci Sicuro, in palio punti pesanti in chiave salvezza. Poi Ogbonda va da Lopizzo che la mette giù con un ginocchio Lopizzo, la parata di Pizzolato, palla che rimane lì e poi con il tacco Guadagnoli non riesce a spingere in rete. Assur, il pressing alto di Scalisi non è falloso e quindi occhio a Guadagnoli. Fernandez servito un po' male dal numero 9, ci prova poi da lontanissimo Valentino De Morra con il suo tiro. Palla messa dentro, la spizzata di Assur e poi il tentativo in acrobazia provato da Gancitano, va lungo da Sant'Angelo in aiuto Gancitano, ancora il numero 9 che trova una traccia per andare dentro, il cross di Gancitano, in qualche modo Barbagallo, Sant'Angelo la prolunga. Poi la conclusione da fuori, la rete del Castelvetrano che sblocca la partita, un gran gol al 28esimo, cambia il punteggio allo stadio Santissima Trinità, gran gol trovato da Pietro Spanò. De Morra cerca di portare un po' di qualità nella manovra offensiva del Geraci. Il cross di De Morra, direzione secondo palo, dove c'è Guadagnoli che la tocca per Fernandez. Lovisi. C'è vicino a lui Gancitano che fa una bella giocata, palla centrale per Lovisi che conclude. Pane bianco. Apertura dall'altra parte per De Morra che poi crossa con il destro per il tiro di Guadagnoli che non trova lo specchio della porta. 5 in barriera più il consueto coccodrillo per Pizzolato. Fischia l'arbitro, va il capitano che pennella così, Pane bianco, Geraci 1, Folgore 1, il gol del pareggio del numero 3 che da calcio piazzato trova l'incrocio e pareggia i conti. Combinazione ancora sulla catena di sinistra, Rodriguez che si appoggia a Pane Bianco con il sinistro, il cross dentro, il tocco di Guadagnoli, salvataggio sulla linea praticamente della difesa della Folgore. Pane Bianco scavalca una sorta di sombrero Sant'Angelo, poi ancora Pane Bianco, grande ripresa da parte del numero 3 del Geraci. 10 minuti a grande intensità, ancora Pane Bianco sulla sinistra, la mette dentro per lo stacco di Guadagnoli che però non arriva. Grande partenza del Geraci, poi ha preso le contromisure la Folgore che ci prova adesso con Fofana. 75esimo, opportunità per la Folgore. Palla va sul secondo palo, lo stacco di 5 mani. Assur, occhio a Fofana che ce l'ha sul mancino, Fofana la mette dentro, facile per Barbagallo. Barbagallo che dà il via al contropiede del Geraci con Fernandez che salta 2 calciatori e poi Pizzolato. Poi saltaggio, aspetta Ogbonda prima di lui, poi conclude da lontanissimo la soluzione cercata dal numero 5. Sul primo palo c'è Fofana, palla però va dall'altra parte dove si è coordinato incredibilmente direi
5 mani e poi arriva il tocco vincente di Ashur al 90esimo. La Folgore passa a Geraci ed eccolo qua il triplice fischio. Folgore Castelvetrano batte Geraci 1-2 in trasferta. Con mister Pagaltermi di Bagheria Casteltermini, oggi cade la sua squadra in casa, primo tempo ottimo, poi secondo tempo? Blackout, si spiega così. L'hai detto tu, il calcio è bello per questo e purtroppo vai ad analizzare una sconfitta che poi per come è andato il secondo tempo è meritata, perché c'è stato un approccio del Casteltermini sicuramente superiore al nostro. Forse credevamo che la partita era già in tasca, ma non è così. Il primo tempo veramente non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Hanno creato palle gol, hanno lottato su ogni pallone, hanno corso, hanno dato tutto. Forse lì bisognava, nel momento di difficoltà dell'avversario dovevi chiudere la partita, perché è indubbio che la prima mezz'ora, 35 minuti, il Casteltermini era in difficoltà, in palese difficoltà. E quindi lì noi creavamo palle gol e la dovevi chiudere. Quando invece non la chiudi, poi onore al Casteltermini, perché il secondo tempo invece ci ha punito, ha approcciato meglio il secondo tempo, hanno pareggiato e poi loro nel momento nostro di sbandamento, quello che non abbiamo fatto noi nel primo tempo, lo hanno fatto loro, ci hanno giustiziato e poi la partita è andata per come è andata, con una vittoria che non ha rubato niente il Casteltermini. Applauso a loro che hanno lottato su ogni palla e hanno vinto la partita. C'è anche dire che comunque lei fa da un po' di partite a meno, deve fare a meno dei suoi due numeri 9, Stassi e Morana, anche oggi si è dovuto adattare, ripeto come prima punta. Quanto pesa questo fattore? Questo pesa tanto perché come vedi abbiamo difficoltà a fare gol, però non significa niente, perché alla fine se non fai gol comunque uno l'avevi fatto, eri in vantaggio 1-0, dico non è un problema di fare il gol perché potevamo anche non prenderlo. Il calcio è questo, si accetta, lo sapevamo che era dura, siamo arrivati nel momento non più delicato, nel momento decisivo del campionato, ci siamo arrivati così, un po' con qualche certezza in meno, però noi alla fine ci alleniamo bene. Vediamo, ci sono altre 4 partite, daremo il massimo e poi tireremo le somme. Alla fine mancano ancora 4 partite, il discorso è ancora aperto, non è chiuso. C'è il quinto posto, il quarto posto, ci dobbiamo parare dal sesto posto alla settima, però dobbiamo difendere anche eventualmente il fatto di poter arrivare a meno di 10 punti dalla seconda. Ci sono 4 partite, ancora è tutto aperto, abbiamo un calendario molto bello da affrontare con Partinico, che è una squadra candidata perché ha fatto un giorno di ritorno favoloso con San Giovanni Gemini, lì che è una squadra quarta in classifica e poi col Piana. Il calcio è bello per questo, magari partite in cui le meriti di vincere le perdi, partite che sembrano sulla carta più abbordabili come oggi, ma non c'era niente di abbordabile perché il Casteltermini aveva cambiato guida tecnica, ha fatto veramente un gran secondo tempo con un'ottima squadra, con un ottimo allenatore e con ottimi elementi, e quindi le partite queste ci restano sono sicuramente molto molto complicate, però guai a mollare, ci alleniamo, ci andiamo a giocare tutte e 4 partite e poi alla fine tireremo le somme se siamo bravi e fortunati. La fortuna aiuta chi non molla mai, quindi in questo momento non si molla, si accetta la sconfitta, si fa tesoro di questa sconfitta per capire dove abbiamo sbagliato, si cerca di migliorare e affrontare al massimo delle aspettative le ultime 4. Grazie mister.
Sta per ricominciare il secondo tempo tra Partinico Audace e Athletic Club Palermo. Ricordiamo essere un match valido per la 17ª giornata del campionato juniores regionale girone B, iniziato alle ore 15:30 qui al San Salvatore di Partinico. Nel frattempo ricordiamo anche che il Partinico Audace è rimasto in 10 uomini, vista l'espulsione proprio a ridosso della fine di Gaetano Noto. L'Athletic è pronto a effettuare un cambio. C'è stato un cambio in porta, questa è la prima cosa ufficiale che vi possiamo dire, con Di Martino che esce, quindi Arcaio che entra. Per quanto concerne invece il Partinico Audace, entrerà Ignazio Lobaido. Da capire al posto di chi. Soprattutto c'è molta curiosità su come si disporrà dal punto di vista tattico la squadra di Scrozzo dopo l'uomo in meno. Inoltre nell'Athletic, oltre al cambio in porta, c'è anche l'ingresso di Tarantino, che si va a mettere al posto di Billeci forse, nel ruolo di terzino destro. Purtroppo le squadre non hanno fatto le sostituzioni al completo, cioè chi è già uscito si è posizionato in panchina, mentre a bordo campo si è posizionato solo chi è entrato. Quindi facile capire chi entra, difficile capire chi è uscito. Lo scopriremo lungo il corso di questa ripresa, che riparte dal risultato di 0-0. Il direttore di gara ha fischiato adesso e quindi Partinico Audace che riconquista subito la sfera. Buona iniziativa da parte di Garufi, che va a cercare Cristian Longo. Potrebbe pensare a questo tridente, quindi attacco a 3 piuttosto che a 4 come all'inizio. Il Partinico Audace non cambiare niente per il resto, quindi 4-2-3, vedremo. Scardina, Corso, ancora Scardina. Gestione della sfera adesso tra i piedi dei difensori dell'Athletic Club Palermo, con la rosa che porta palla e va al lancio. Buona sponda, in questo caso per Alessi, che è andata al tiro, ma conclusione murata. Calcio d'angolo assegnato dal direttore di gara. Responsabilità di questo corner affidata a Clemente. Alza le due braccia, vediamo che schema prova l'Athletic, la palla esce e prova un tiro Billeci, che vi confermiamo non essere uscito. Tanto il Partinico Audace pressa, mentre l'Athletic vuole tenere il pallone vicino all'area avversaria. Escono però bene i neroverdi con Scardina. È partito Cristian Longo, l'ha visto il 7, allora può andare ancora Celestino. Cristian Longo strattonato in area di rigore, dice no il direttore di gara. Contatto dubbio in area di rigore, mentre il Partinico Audace deve concentrarsi sul gioco. Nel frattempo l'Athletic ha in mente altre 2 sostituzioni, anzi un'altra per la precisione. Quindi confermiamo il fatto che esce Busardo, entra
con la numero 15 Di Giovanni, quindi fuori la punta dell'Athletic Club Palermo. Marino prova a ripartire l'Athletic, chiude Lobaido toccando il suo primo pallone. Occhio però questo rimpallo favorevole a Cristian Longo che prova a puntare la porta avversaria. Ancora Longo, buono il suo pallone per Corso che calcia sul fondo, c'era Garufo in area, tutto solo. Buona azione, prima occasione per il Partinico Audace di questa ripresa. Adesso Alessi si va a riprendere questo pallone con determinazione e forza, non gliela leva nessuno, vince anche i duelli fisici il numero 7 nero rosa. Poi fa sul pallone, sto rischiando di accendersi gli animi dopo questa serie di duelli, mentre il Partinico Audace bada al sodo e cerca di giocarla subito con Scardina che va al lancio per Longo, contropiede Athletic però, D'Amico, la Rosa avanza sul binario mancino, ancora la Rosa, tutto solo Alessi, servito, può andare il cross il numero 7, ci prova sul secondo palo, Partinico Audace che allontana. Tanto Longo provato ad andarsene così. Cristian Longo che è il vice capocannoniere di questa Juniores, 7 gol per lui, cioè, nel ruolo di bomber. C'è Scardina a quota 10, quindi doppia cifra per il numero 7 nero-verde, che ricordiamo essere anche fortemente nel giro della prima squadra, oltre che uno dei titolarissimi. Solo una panchina per lui nelle ultime uscite, quella più recente contro il Bagheria, comunque subentrato ad inizio ripresa senza riuscire ad incidere particolarmente. Invece che per la prima squadra è terminato 1-1, ve l'abbiamo raccontato ieri proprio sui canali YouTube di Sport Easily, dove potete trovare tutte le gesta del Partinico Audace. Tanto proprio i neroverdi riconquistano palla, il lancio di Marino prova ad andare a pressare Longo, la riesce a tenere in campo senza però guadagnare, rimessa dal fondo. Palla giocata alla Rosa, che prova ad andare, ancora accelera palla al piede la Rosa, il lancio per Alessi, torna indietro il 7, grazie al suo estro e alla sua creatività è arrivata all'espulsione di Noto, che ha dovuto fare più di un fallo ai danni del 7 nero rosa per evitare che al talento dell'Athletic creasse qualcosa di importante. Imposta Lanza con questo lancio, poi la verticalizzazione da parte di Billeci, prova ad andare all'Athletic, riconquista palla il Partinico Audace, Corso viene dentro al campo, poi va col mancino, niente da fare. La Rosa si viene a prendere questo pallone, lancio verso Di Giovanni, no. La difesa del Partinico Audace è stata molto attenta, ancora Corso però, in un tunnel addirittura ai danni di La Rosa, e allora può distendersi sulla fascia il numero 20 nero-verde. Occhio a questo quasi autogol, rischia tantissimo la formazione ospite, attacca il Partinico Audace, seconda potenziale occasione di questo secondo tempo. Pronto il corner affidato a Marino. Cross.
che si spegne in fallo laterale, rimessa che continua ad essere per il Partinico Audace, quindi altra situazione offensiva per i ragazzi di Scrozzo. Occhio però a questa riconquista e occhio alla ripartenza dell'Athletic. Il lancio per Alessi che prova ad andare su quella fascia. Ancora Alessi, zona tiro per lui. Ha fatto partire un mancino fortissimo che si è spento sul fondo. Occasione sprecata. Lancio ancora per Alessi. Colpo di testa sulla seconda. Alla meglio! D'Amico! Che ha lasciato partire un mancino molto interessante. Palla a fil di palo. Ad un passo dall'1-0 l'Athletic Palermo. Buona palla per Scardina che la regala a Tarantino e allora avanza il 3 per vie orizzontali, quasi a memoria. Clemente cercare D'Amico, strattonato non fallosamente per il direttore di gara, si è preso un po' di rischi qui Lobaido e allora subito a far ripartire l'azione Borgia. Scardina, palla per Garufi, prova ad andare il 9 che poi va giù, insiste Corso invece. Buona palla, però non si concretizza. Tanto bella giocata di Garufi, che poi la mette in mezzo senza risultato. Stavolta non c'è riuscito Alessi a prendersi fallo. Calcio di punizione negato al direttore di gara, mentre Corso quasi levano la maglietta. Ancora il cross, non ci è arrivato Longo, non ci è arrivato neanche Scardina. Allora si innesca la ripartenza dell'Athletic Club Palermo con D'Amico che va in verticale da Di Giovanni, esce però bene il Partinico Audace. Ancora Longo, bella la sua iniziativa, forse si è messo troppo in proprio, in questo caso il 10 nero-verde, e quindi Athletic che è nuovamente in possesso di palla. Allo sviluppo nero-rosa non va a buon fine. Lobaido regala il pallone ad Amico, quindi riparte nuovamente l'Athletic Club Palermo. Palla nello spazio a cercare Di Giovanni. Buona la chiusura invece di Logaio. Rimessa laterale affidata all'Athletic Club Palermo, la battuta direttamente da Amico. Clemente va al cross e allora buona opportunità per Di Giovanni, arriva dal limite Viola, ma non gli è stato permesso di calciare. Borgia va al rinvio, cercare Longo, ma non riesce ad evitare calcio d'angolo, in questo caso Arcaio. Si riparte alla bandierina in favore del Partinico Audace, questo corner. Diciamo che in questo caso si è fatto male da solo l'Athletic. Allora andiamo a vedere come si sviluppa questa battuta alla bandierina.
sale anche Lobaido. Corner battuto adesso, esce male in questa situazione Arcaio, ma si salva comunque l'Athletic. Si innesca anche un bel contropiede. Palla allargata da Clemente. Prova uno scambio veloce, ma rientro provvidenziale di Scardina. Marino. Buona trama del Partinico Audace. E poi l'apertura di Marino a cercare Cristian Longo. Rimessa al fondo. Protesta il pubblico, volevano calcio d'angolo. Porta palla alla Rosa, ma Alessi era scappato, quindi riparte nuovamente il Partinico Audace. È quasi scoccata l'ora di gioco. Corso, prova ad andare, ancora Corso, insista. Voleva corner Corso, ma la palla era già uscita per il direttore di gara. Lancio di La Rosa, la chiusura coi tempi giusti di Logaio. Poi Clemente. Occhio a questa palla, quasi controllata da D'Amico, ma era veramente difficile mettere giù questo tipo di pallone. Imposto il Partinico Audace. Viola, l'anticipo su Garufi. Poi occhio ad Amico che allarga ancora per Viola. Il cross di quest'ultimo, la respinta della difesa nero-verde. L'ora di gioco è scoccata adesso, quindi c'è solo mezz'ora per le due squadre. E ricordiamo che il Partinico Audace è sotto di un uomo. Sta affrontando questo secondo tempo 11 contro 10, ma non sembra, non dà l'impressione di essere in inferiorità numerica la squadra di Scrozza al momento. Anche se l'Athletic attacca. Poi allargata a Viola. Forse c'è stato un tocco involontario da parte del direttore di gara, che a quanto pare ha interrotto. Poi occhio a questo tiro dal nulla! No, non c'è gol, aveva segnato l'Athletic. Veramente dal nulla, l'aveva calato dal cilindro. D'Amico. Mentre la panchina dell'Athletic chiede spiegazioni. La spiegazione è arrivata sul gol annullato, credo D'Amico. Ha fatto un gol bellissimo. Borgia. Guadagna rimessa laterale Scardina. Buonissimo l'anticipo da parte di Tarantino. E quindi rimessa laterale ancora per il Partinico Audace. Per questa giocata adesso, sempre all'indirizzo di Longo, ancora una volta si riparte a rimessa laterale e a ritmo molto blando in questo frangente.
Tocco all'indietro di Garufi. Pallone rinviato quasi in area di rigore a cercare Corso. Sempre Partinico Audace con Garufi. Corso, i due potrebbero scambiare. L'11 insiste però, andando da Scardina. Gioco allargato. È Partinico che attacca. Si difende l'Atletic invece. Fa buona guardia. La Rosa. Poi anche questo cross che con un po' di precisione in più e anche quel pizzico di fortuna che non guasta sarebbe potuto diventare un buon tiro. Ma non è stato così. Quindi rimessa già giocata dall'Atletic. Costruisce la sua manovra la formazione di Giampiero Clemente. Provata ad andare lungo, alla meglio Tarantino. Avanza l'Athletic Club Palermo. Palla per D'Amico. Azione manovrata. La Rosa. Provato a giocarla, in questo caso Alessi in verticale, nello spazio. Poi se la riconquista da solo. E ancora il cross del numero 7 che si spegne in fallo laterale, rimessa Partinico Audace. Si deve ricompattare adesso l'Athletic che aveva provato a prendere metri in avanti senza però riuscire nell'intento. 25 alla fine, occhio però a questa riconquista di D'Amico che va al cross, respinge Logaio col petto. Lancio adesso intercettato dalla difesa dell'Athletic che adesso sta schiacciando il Partinico Audace nella sua metà campo. Prova a far pesare la sua superiorità numerica. Alessi tenta un dribbling ma riesce a chiudere bene la difesa del Partinico Audace, mentre Garufi ha cercato un velo che non c'era. La Rosa, zona cross. Athletic un po' nervoso. Cross sul secondo palo che non ha raggiunto la destinazione sperata. D'Amico prova a scendere lui all'1 contro 1. Poi c'è questa conclusione, ma l'azione non è terminata. Clemente, un po' fortunato col destro, si sblocca il parziale al San Salvatore di Partinico. 1-0 Athletic Palermo, la sblocca il capitano Clemente. 1-0, gran destro. Il Partinico Audace non si è liberato dalla sfera. Dispiace soprattutto a Borgia non essere riuscito ad intervenire, ma da qualche minuto la partita era cambiata. Partinico faticava ad uscire. Quindi parziale aggiornato. Sotto di un gol il Partinico Audace deve anche affrontare il fatto di essere con un uomo in meno. Mentre viene strattonato tantissimo Corso. Voleva un giallo per l'avversario ed è arrivato per lui. Punizione giocata al Partinico Audace. Si è fatto male Logaio.
Prolunga l'azione, Corso premia la sovrapposizione del compagno, la palla è finita sul fondo, poni polemiche per questo giallo a Corso, arrivata alla panchina del Partinico Audace. Questo Athletic dovrà provare a gestire il risultato da qua alla fine, con l'ambizione anche di consolidarlo, vista la superiorità numerica. Una squadra che vuole cercare di accorciare sul piano capolista, non può permettersi di perdere punti sul terreno di gioco del fanalino di coda della categoria juniores regionale. Questo è il girone B palermitano, mentre il girone A vede come partecipanti tutte le squadre della provincia di Bagheria, del paese di Bagheria, mi correggo. Insieme a Casteldaccia, Marineo, Lascari, Cefalo e Gangi. In questo girone troviamo formazioni storiche del calcio palermitano, come la Parmoval per esempio. Tra l'Athletic è una società fresca, nuova, arrivata da qualche anno nel calcio importante dilettantistico. Infatti la prima squadra milita in eccellenza e con ogni probabilità anche quest'anno per 2 anni di fila conserverà la categoria, anche se all'inizio le ambizioni erano altre. C'è un corso molto nervoso adesso. Bello il tacco invece di Garufi. Riparte il Partinico Audace, manca l'aggancio Cristian Longo. Prova a ripartire Tarantino. Prosegue l'azione Athletic. Enormi spazi per Clemente, che vuole farlo ancora. Gran destro, la respinta di Borgia e poi sulla ribattuta arriva il 2-0. Cambia ancora il parziale al San Salvatore con il gol di Alessi. Finalmente gli è riuscito anche a lui. Forse è il giocatore che meritava di più il gol, il numero 7 nero-rosa. Ma sicuramente Clemente oggi sta dando grandi dimostrazioni di avere una botta da fuori, niente male. Borgia era riuscito a intervenire sul primo tiro, sul secondo. Niente da fare, anche se sul primo palo. Solitamente i portieri hanno grosse responsabilità, in questo caso non mi sento di dire questo, vista la vicinanza e la forza della conclusione di Alessi. 2-0, aveva resistito più di un'ora il Partinico Audace. Adesso l'Athletic vuole prendersi la partita, il campo, il predominio. Dopo un primo tempo oggettivamente equilibrato, il Partinico Audace aveva creato anche i presupposti per sbloccarla, soprattutto con Longo e Scardina. Quest'ultimo ha colpito una traversa abbastanza interessante su punizione. Poi l'Athletic si è saputo creare le sue di opportunità, soprattutto con Alessi, ben 2. Primo tempo Borgia qualche intervento l'ha dovuto fare, invece in questo secondo solo occasioni per i nero-rosa, poco e nulla per il Partinico Audace. Prova a ripartire Corso. Servito molto bene Garufi, che prova a scambiare con Longo. Il numero 10 ha provato ad avvicinarsi al suo 9 abbandonando la posizione di ala sinistra solo per qualche istante nel tentativo di trovare lo spazio giusto nella densità avversaria. Un pacchetto arretrato dell'Athletic che per il momento sta concedendo pochissimo. La Rosa sventaglia, occhio perché potrebbe diventare un pallone interessante questo, ma alla fine Partinico Audace è riuscito a difendersi. Poi viola in verticale, anche la sua era una buona idea, ma meno per come è andata. E quindi prova a ripartire il Partinico Audace con questa azione solitaria che rischia di diventare qualcosina in più, ma alla fine c'è la chiusura
di lanza ci aveva provato Paolo Noto a fare da solo. Cambio ancora una volta in casa Athletic, mentre mister Scrozzo prepara un cambio. Fa il suo ingresso in campo Segesta nel Partinico Audace, mentre Tarantino si è spostato nel ruolo di terzino sinistro. Stiamo parlando dell'Athletic Club Palermo. Esce un buon La Rosa, che ha fatto la sua partita. Entra invece Librera. Quindi con questo cambio la formazione di Giampiero Clemente dovrebbe aver esaurito le sostituzioni. Rimessa laterale dell'Athletic, 16 alla fine. Prova a accendersi Scardina nel tentativo di trovare corso tra le linee, però c'è un ribaltamento di fronte obiettivamente pericoloso con il tiro di Alessi, la deviazione e la parata di Borgia. Battuta alla bandierina immediata per l'Athletic. Palla giocata al limite di Giovanni, pensa alla conclusione, respinta. Quindi Tarantino deve tenere alti i suoi per evitare ribaltamenti di fronte. Ci riesce il numero 3. Ancora Alessi, un giocatore del Partinico Audace a terra. Sempre il 7. Quasi salta Noto, ma il pallone è suo. Ancora Alessi. Difficile levare la colla tra il pallone e il suo piede. Si difende il Partinico Audace, anzi riparte, ma Longo ha perso il tempo e quasi regala il pallone all'Athletic. Poi c'è un fischio da parte del direttore di gara, visto che c'è un giocatore a terra con la maglia nero-verde, forse crampi, tra poco vi diciamo per chi. Chiesto un cambio. Vediamo questa sostituzione con Corso che non ce l'ha fatta, quindi deve lasciare spazio a Viola. Altra sostituzione, diciamo che Corso si è sbattuto e ha combattuto tanto in questo match, niente da recriminare alla sua prestazione, mentre potrebbe arrivare presto il momento di Grasso, che si è già levato la casacca, ma probabilmente mister Salvatore Scrozzo vorrebbe aspettare un altro po', magari farlo entrare verso l'80°, tra qualche giro d'orologio o magari alla prossima interruzione, vedremo. Borgia, pronto alla rimessa lunga, cercato Lobaido che va a fare il terzino adesso. Buona la spizzata per Scardina, che viene chiuso dai difensori dell'Athletic, quindi ripartenza e c'è il vuoto da quella parte perché Lobaido è completamente in posizione avanzata e quindi tanto spazio per Alessi che va col mancino, conclusione che termina sull'esterno della rete, ma il Partinico Audace dal punto di vista fisico sembra scricchiolare, perché dopo Corso si è accasciato a terra anche Scardina, per lui un crampo. E probabilmente la sua partita è finita qui. Ed inizia quella di Grasso. Sì, infatti, per il talento classe 2005, capocannoniere di questa squadra,
a quota 10 gol è finita la sua 17ª giornata di campionato. Spazio per Grasso, vedremo quale sarà la sua posizione. Partinico Audace, dopo aver resistito anche per un buon quarto d'ora di inizio ripresa, dove non sembrava realmente una squadra in 10 uomini, ha perso un po' le misure, le distanze, si è allungata e ha cominciato a concedere praterie che una squadra come l'Athletic non si possono concedere. Infatti da lì sono nate tutte le opportunità di sbloccare e raddoppiare per i ragazzi di Clemente, che infatti hanno concretizzato. E qua si calano il tris sempre con Alessi, che lui quota 10 gol campionato, il numero 7 nero-rosa, oggi ha firmato l'11° della sua stagione con questa Juniores. Tento riconquista alto questo pallone del Partinico Audace. Mette giù Viola. L'apertura verso Lobaido, servito bene, ma non riesce a prenderla. Tarantino ha chiuso la sua iniziativa. Calcio d'angolo affidato a Viola. Va col destro, palla sul primo palo, non passa. Interrotto ancora una volta il gioco, siamo arrivati adesso all'80° minuto. Sono crampi. Per un giocatore dell'Athletic Palermo, anche se cambi non ce n'è più. Resta per qualche istante noi in 10 uomini l'Athletic. Mentre si gioca, anche se doveva aspettare ancora qualche secondo, Viola. Tarantino stava uscendo insieme al collaboratore della panchina dell'Athletic. Adesso si gioca ufficialmente. Palla per Lobaido. La palla è buona per Grasso, ma l'Athletic si difende e rinvia più lontano che può. Poi Clemente fa una buona giocata nello stretto. Protegge col suo fisico imponente. Anticipato Lobaido. Forse per caratteristiche non è un terzino, ma è chiaro che nel momento del bisogno un centrale può sempre prestarsi a queste situazioni. Lobaido a cercare direttamente Cristian Longo, per lui un match in chiaroscuro, subito quell'occasione fallita di inizio match, poi poco altro, qualche buon dribbling, ma sicuramente il secondo tempo è da rivedere per il numero 10 nero-verde, che ha grande potenziale, può fare di più. Lobaido prolunga l'azione nero-verde, Garufi, poi prova addirittura una Veronica Marino, che si è ritrovata a battagliare in mezzo a 3 maglie avversarie. Intanto Clemente aveva provato a farla passare così. Prosegue l'azione dei nero-rosa con Di Giovanni, che si ferma, ragiona. Può cambiare il fronte, preferisce andare per vie orizzontali. Poi Clemente, zona tiro per lui. Clemente va da Alessi, che manca l'appuntamento con il tiro.
Si ripartirà la bandierina proprio con il numero 7 a battere. È subito battuta. Viola. Alessi prova ad andare. Conclusione del numero 8. Allontana Lobaido. Poi Grasso si torna indietro da Borgia. Prova ad uscire in palleggio il Partinico audace e ci riesce. E allora Lobaido. Servito Garufi. Lobaido. Cercare Grasso. Uscito bene, puntuale, Arcaio. 6 minuti alla fine. Poi ci sarà recupero. Ha rischiato un po'. Noto. Ancora il 4 nero-verde. Con un dribbling lascia sul posto l'avversario. Accelera. Palla giocata sul corto, ma continua ad insistere lui. Poi Cristiano Longo ci mette lo zampino. Sempre Noto, zona tiro per lui. Ci prova. Palla che si spegne sul fondo. Buona azione personale da parte di Gaetano Noto. Si riparte con un altro minuto che se n'è andato. Ormai le speranze di rimonta per il Partinico audace se ne stanno andando insieme al tempo, però resta comunque la consapevolezza di aver tenuto botta, tenuto testa a una compagine che in classifica è lontanissima. L'Athletic che tra l'altro è reduce da 12 risultati utili e consecutivi, una marcia veramente trionfale quella dei ragazzi nero-rosa. L'ultima ad essere sconfitta dall'Athletic è stata lo Sport Palermo in un derby tutto palermitano. Intanto si infuria Borgia con il direttore di gara. Arriva anche giallo per Borgia, che a quanto pare era riuscito a tenerla in campo, non per il direttore di gara. Noi da qui siamo lontani per descrivervi al meglio la scena, se la palla aveva oltrepassato la linea o meno. Quel che è certo è che si va dalla bandierina. Si ritarda un po' questa battuta. Diciamo che questo pallone ha fatto un po' di fatica a rientrare sul rettangolo di gioco. Infatti un altro minuto se n'è andato completamente. Siamo arrivati all'87esimo. È possibile che il direttore di gara pensi a un recupero importante? Corner, colpo di testa, palo dell'Athletic. Ad un passo dal tris, la squadra di Clemente. Occhio però a questa ripartenza, un po' scoperta la retroguardia nero-rosa. Prova ad andare Grasso. Niente da fare per il subentrato nero-verde con la casacca numero 16. Adesso l'Athletic prova ad ammazzare il tempo col fraseggio. Verticale viola. A lottare Lobaido. Marino pensa alla sventagliata. Chiude. Molto bene. Fiore. Ancora Athletic.
La tiene in campo Borgia. 2 minuti alla fine. Rinvia lontanissimo l'ex portiere del San Vito. Prova ad andare con questa azione personale Cristian Longo. Guadagna calcio d'angolo. Vediamo se riesce almeno a riaprire i giochi il Partinico Audace per regalarsi un finale più intenso, più interessante. Corner battuto, la palla non passa. Si difende con ordine l'Athletic, poi Di Giovanni prolunga per D'Amico. Si innesca il contropiede dei ragazzi di Giampiero Clemente. Mamma mia, quanti spazi lasciati dal Partinico Audace. E allora Clemente, zona tiro, conclusione murata. Ancora in rosa con Alessi. Ma la sfera si spegne sul fondo. Ultimo giro d'orologio, vediamo se il direttore di gara ha pensato al recupero. Occhio a questa palla per Clemente, ma posizione irregolare del numero 10. Tre minuti di recupero, credo sia questa l'indicazione del direttore di gara, quindi il match dovrebbe finire al minuto 93, vedremo. Anticipato Lobaio da Tarantino. Tarantino, colpo di testa di Lobaido. Sale il campo Partinico Audace, prova ad andare Cristian Longo. Buon intercetto però, buon lavoro in fase difensiva di Librera. Longo per un attimo sembrava avere la meglio, infatti ci ha messo tanta intensità il numero 10 nero-verde. Niente da fare anche per lui. Il match probabilmente morirà con questo risultato, non dal punto di vista dell'esito e dei 3 punti che dovrebbero andare nella cassa Athletic Club Palermo, che è pronta ad incastonare il 13° risultato utile e consecutivo di questo campionato. Praticamente un campionato intero senza sbagliare. Se le statistiche non ingannano, questa squadra ha perso una sola partita. Quindi sicuramente una marcia di cui andare soddisfatti, ma che al momento non gli basta per vincere il campionato, mentre dribbling di Borgia, che si becca anche l'applauso, l'ovazione del poco pubblico presente oggi al San Salvatore. Prova ad andare Lobaido, chiuso. Pronto Lobaido? Niente da fare per Garuffi. Prova a chiudere almeno in attacco il Partinico Audace. Siamo entrati nell'ultimo giro d'orologio della partita e del recupero. Lotta però anche da terra, fa un grandissimo e prezioso lavoro Librera. Quindi riparte l'azione dell'Athletic con il Partinico Audace tutto in avanti, fuori gioco. Segnalato a Di Giovanni, era partito in solitaria. Quindi da questa punizione dovrebbe nascere l'ultima azione della partita, che ormai ha poco da dire, visto il risultato rotondo di 0-2 dell'Athletic Club Palermo. Ne ha fatti 3 lo Sport Palermo nell'ultimo turno, adesso
ad un posto dall'ennesima vittoria. Grasso prova ad andare, ancora Grasso, chiude Tarantino, la rimessa laterale del Partinico Audace. Provato ad andare Garuffi, la rimessa dal fondo, guarda il cronometro il direttore di gara, sa che ci siamo addentrati verso la fine. O forse sembra voler far recuperare qualcosina in più, se sembra aver assegnato 3 minuti, siamo già al quarto, vediamo. C'è intanto un'altra azione dell'Athletic con D'Amico che prova a sgasare sulla destra, rientra sul mancino, ancora D'Amico, palla per Clemente al limite, si gira, lascia partire un bel destro, ma la palla termina sul fondo. Voleva il 3-0 l'Athletic, forse erano 5 allora i minuti, visto che siamo a 4:20 di recupero. Triplice fischio allora dovrebbe arrivare a momenti. Triplice fischio che arriva adesso. Vince Athletic Club Palermo al San Salvatore di Partinico per 0-2. Match equilibrato fino al primo tempo, anzi fino all'ora di gioco. Poi la superiorità numerica ha fatto la differenza per i nero-rosa, che incassano il 13° risultato utile e consecutivo, e dopo lo Sport Palermo battono anche il Partinico Audace, che era reduce da 4 punti nelle ultime 2, soprattutto il più recente, il pareggio contro il TF Club. Ma non è bastato tutto questo per superare la vice capolista della categoria. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima.